Viste le novità che riguardano l'Oasi San Felice, abbiamo ripreso in mano il comunicato che era stato rilasciato il 2 di aprile scorso e che doveva essere molto esaustivo riguardo gli interventi che sarebbero stati realizzati. Il fare chiarezza, come ha definito l'incontro il sindaco Armelao, è stato un fare chiarezza parziale. Nel comunicato diramato per l'occasione, il sindaco affermava che l'affidamento della gestione e della manutenzione saranno dati a Veneto Agricoltura. Ci sono degli accordi che stanno prendendo forma. È stato evidenziato durante la commissione che Veneto Agricoltura preferisce lavorare su aree regionali, ma magari riesce a trovare un accordo per quest'area che invece è affidata al comune di Chioggia. Il costo della manutenzione di un'area verde di 12 ettari come questa suppone una spesa di circa 200.000 euro l'anno. Ben venga quindi se la manutenzione verrà presa in carico da parte di Veneto Agricoltura. Probabilmente non sarebbe facile per il comune di Chioggia riuscire a trovare i fondi necessari. Con un trafiletto però viene enunciato che il marciapiede fino alla diga sarà allargato. Ben venga, però ci chiediamo da che lato verrà allargato. Sembrerebbe una domanda superflua, ma se viene allargato dal lato della pista ciclabile si dovrà sottrarre larghezza alla pista, ma se si andrà ad allargare invece dalla parte dell'Oasi, già in questo momento siamo a ridosso della duna in tutta la lunghezza. L'intervento costringerebbe quindi a togliere una porzione della duna per lungo tutto il marciapiede. Sappiamo già che va rifatta la recinzione, questo è un intervento a carico del comune di Chioggia. Probabilmente la recinzione nuova non sarà come la recinzione che verrà tolta, probabilmente appoggerà su un muretto, ma anche di questo intervento non sappiamo assolutamente nulla. Fa soltanto supporre che si andrà a togliere altro materiale dalla duna. Nello stesso comunicato viene definito un habitat prioritario, ma a quanto pare anche sacrificabile. Il recupero dell'Oasi San Felice è un intervento voluto fortemente dall'amministrazione comunale e dal sindaco. Il comunicato riporta questo virgolettato nell'interno del discorso dell'ingegner Volpe, responsabile dell'Ufficio Salvaguardia di Venezia Opere Marittime per il Veneto, e continua: l'obiettivo dell'opera di compensazione e riqualificazione dell'area, oltre ad essere quello di rendere fruibile la stessa, in prima battuta era la conservazione delle tipologie vegetali e degli habitat di interesse comunitario. In prima battuta era, sottolinea. Ciò fa supporre che sia cambiato qualcosa, che siano state modificate delle priorità, anche in quanto alcune tipologie vegetali autoctone sono state estirpate, oltre alla duna, della quale è scomparsa un'intera porzione. L'ingresso ad est vedrà uno stallo per biciclette. Testuali parole riportate sono, sempre sul comunicato: verrà realizzata una piazzetta piantumata con un parcheggio delle biciclette e dei pannelli espositivi informativi sull'Oasi. In questa parte del comunicato del parcheggio per auto non si parla, eppure è una voce che rimbalza dall'interno all'esterno. Un parcheggio per auto all'interno di un'oasi, un anacronismo, ma non avendo informazioni dettagliate non abbiamo nulla per confutare ciò che viene detto da fonti certe. Allargando lo sguardo sull'area del Mose, sorge spontanea un'altra curiosità: a cosa sarà destinato il nuovo belvedere in costruzione sulla struttura principale? Lo spazio, che già oggi offre una vista invidiabile sulla bocca di porto, sembrava in origine una struttura tecnica e invece da più parti arrivano voci diverse. Potrebbe ospitare un'attività di ristorazione, uno spazio eventi, magari perfino attività sportive, ma chi lo gestirà? Sarà affidato a privati? Con quali criteri? Sono interrogativi legittimi, soprattutto se si considera la mancanza di chiarezza e che la comunità, come troppo spesso accade, rischia di essere l'ultima a conoscere i reali progetti. Le risposte, quando arriveranno, sembrano destinate ad arrivare col contagocce. Intanto lo spazio sta prendendo forma e i cittadini attendono. Elisa, ma ho sentito parlare di questi topper che adesso sono in tendenza, ma cosa sono di preciso? Ecco Giorgia, questo è un topper in memory foam, memorizza la forma, torna un po' alla volta e ti farà un effetto proprio nuvola.
serve sia per ammorbidire un materasso all'interno. Senti, prova a toccarlo, senti che morbidezza. Questa è la lente a memoria. E senti il tessuto? Molto molto Morbidissimo, fresco anche. È sempre il tessuto glacier che fa l'effetto fresco, istantaneo, dunque oltre a un effetto bello avvolgente il materasso risulterà molto morbido, non sentirai punti di contatto con il materasso perché sentirai questo effetto proprio avvolgente. E il memory foam serve proprio per ammorbidire il materasso e farti sentire a volte coccolata. Con il tessuto, questo qua che fa fresco, per l'estate è l'eccellenza. Fantastico. Fantastico, da provare.